Buongiorno e bentrovati con A Voi la Linea. Da quando il Regno Unito è uscito dall'euro con la Brexit e da quando è iniziata la pandemia da Covid-19, Peter Wild, 60 anni, consulente di elettronica che ha viaggiato in tutto il mondo, si è stabilito definitivamente in un piccolissimo borgo della Varrocolana, Patocco, che conta meno di 10 abitanti. Preferisce vivere isolato e conosce questi luoghi così fuori mano perché ci veniva a sciare fin da piccolo, grazie alle gite organizzate dalla sua scuola del Success. Siamo andati a trovarlo, vediamo. Peter, tu vivi in questo borgo della Varracolana da solo da quando c'è stata la Brexit e c'è stato il Covid. Sei fuggito prima dalla Thailandia, tra virgolette, e poi anche da Londra. Sì. Raccontaci un po' la tua storia. Sono arrivato qua, sì, venivo sempre qua un po' di mese all'anno d'estate, ma con la situazione di Covid, sì, sono scappato via perché non avevo dove stare in Inghilterra sì, e dopo con la situazione del Brexit che si doveva fare un po' una decisione, di venire qua 3 mesi all'anno come turista o stare qua fisso. La In prima questo. volta però che sei arrivato in Varracolana è stata con alcuni tuoi, diciamo, amici della scuola per un'esperienza sulla neve a Sella Nevea. Sì, siamo venuti una settimana bianca ancora verso la fine del febbraio del 79. Mai visto così tanto neve come, sì, era un po' un shock in quella volta. Sì, sono stato a sciare in altri posti, ma non avevano mai quantità di neve, sì, banchine di neve in giro della strada, 2-3 metri, roba così. Quanti anni aveva quella volta? La prima volta avevo 17 anni, quando sono venuto E qua. da dove arrivava esattamente? Da che punto dell'Inghilterra? Ah, da Sussex. Sì, sono nativo di Sussex. Prime persone che ho conosciuto a Serra Nevea, anche quando ho venuto qua da solo l'anno dopo, sì, siamo amici ancora. Sono tutti gente più o meno della mia età che, sì, vado su a Serra Nevea, vado giù a Chiusaforte, sì, trovo sempre gente che mi conoscono da quei tempi lì. È bello così. Sì. Ecco, però in realtà in tutti questi anni, prima di stabilirsi definitivamente qui in questa borgata, ha viaggiato in tutto il mondo come consulente, di elettronica. Dove è stato? Ho lavorato tanto a Cambridge, che era proprio il centro di tecnologie inglesi, diciamo. E sono stato un bel po' a Dallas, in Texas, in America. Poi, sì, un po' tutti i paesi, sì, Asia, quelle che si chiamano APAC, e Southeast Asia. Non so come si chiamate voi, ma sì, anche Giappone, Corea, Cina, tanto in Taiwan, che è un bel paese anche, sì. Eh, e poi facendo Hong Kong, Singapore, Malesia, tutta quella zona lì per lavoro. E girando lì sono andato una volta in Thailandia, non per lavoro, ma avevo 4-5 giorni liberi, ho detto vado a vedere un po' Thailandia, mi è piaciuto, sono andato a finire lì 11 anni che abitavo in Thailandia, che era anche una buona base per andare agli altri paesi della zona, diciamo. Sì, anche in India, sì, lavorare con gli indiani è anche un'esperienza. Ogni Eh, tanto però rientrava in Inghilterra per andare a trovare la mamma. sì, 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 e poi, sì, poi anche, E poi per tornare anche qui a Chiusaforte, in sì, Varracolana. sì, sì. Ma era un po' più facile perché spesso viaggiavo, dopo magari facevo una tappa a Venezia, venivo qua su qualche giorno, sì. E invece adesso sono dal 2015 che cercavo di stare qua un po', anzi non tanto d'estate, perché il pieno d'estate non è che mi piace tantissimo, ma 2 o 3 mesi di primavera, 2 o 3 mesi di autunno, poi andavo, come ho detto già, andavo a trovare la mamma. Eh, sì, adesso ormai sono dell'anno scorso che sono fisso qua. Ecco, ma quando pensa al suo futuro, che cosa vede? Ma, ma sinceramente perché ho ancora una casa giù in Thailandia, quindi spero quando passa un po'
il Covid, che quest'anno, anche quest'inverno, perché il periodo bellissimo in Thailandia è da novembre fino a febbraio. Ecco, Perché, Potocco, cosa le piace in particolare di questo paesino così piccolo dove vivono ormai stabilmente, compreso lei, 5 persone? eh, mi piace più di tutto stare da solo. Cioè, la natura, cioè, perché apri la finestra la mattina, trovi i caprioli fuori, cioè, di primavera abbiamo i stambecchi. Ci trasferiamo adesso nel Pordenonese perché entra ufficialmente nel vivo Folkest, che dopo 3 mesi di concerti itineranti si trasferisce a Spilimbergo. Ci colleghiamo con Marco Pasquariello dal Teatro Miotto. A te la linea, Marco. Buongiorno, buongiorno dal Cinema Teatro Miotto di Spilimbergo. Siamo all'interno appunto del Cinema Teatro Miotto, quello che è il cuore di Folkest. Folkest che sta entrando appunto nel vivo proprio in questi giorni, proprio da domani. In realtà dopo una lunga serie di appuntamenti durata quasi 3 mesi, adesso arriva a Spilimbergo. E con noi c'è il papà di Folkest, a cui chiediamo subito, si torna a casa dopo 3 mesi lunghi, mesi complicati, ma 3 mesi di tantissime date. Sì, sono stati complicati perché siamo andati all'estero, siamo andati in Slovenia, Capodistria, siamo andati da Auronzo, fuori regione e chiaramente poi tutte le varie date in regione. Le difficoltà sono tante, poi si cambia regione, si cambia Stato, si cambiano regole, poi si cambiano ex province, si cambiano comuni, ognuno ha le sue piccole differenze di regole, ma insomma questa è la situazione, a questo ci si deve adeguare e andiamo avanti, soprattutto perché vediamo che il pubblico nostro ci sta seguendo in maniera molto creativa, devo dire, anche perché ci vuole anche creatività per fare gli spettacoli in questo periodo, quindi bello, 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 bello. Ecco, Del Favero, raccontiamo questi giorni, i giorni che ci aspettano a Spilimbergo, appunto che di fatto concludono questa 43esima edizione di Folkest. Qui partiamo giovedì 19 con la musica tra la gente, ovvero nei locali del centro storico per animare, rianimare il centro storico, un gruppo in ogni locale praticamente che suonerà un po' in orario di aperitivo, un po' in orario dopo cena, in acustico rigorosamente, quindi sarà una cosa anche molto bella, molto a diretto contatto con il nostro pubblico. E poi da qui partirà tutta una lunga carrellata che prevede il 20 l'inizio del premio Alberto Cesa qui al Teatro Miotto e poi il 21 e il 22 abbiamo Guitar International Rendezvous a DGPA Convention in Piazza Garibaldi, con annessa una mostra di liuteria con 12 liutai, con una serie di chitarristi, alcuni anche esteri, di grandissimo valore, mentre i gruppi del Premio Cesa si esibiranno nel palco della Torre Orientale. Quindi ritorniamo fuori, ritorniamo all'aperto anche a Spilimbergo, più o meno lo stesso schema con artisti diversi chiaramente la domenica, mentre qui al Teatro Miotto si svolgeranno tutta una serie di incontri, dibattiti, stage di formazione professionale, presentazione di libri e si parlerà dei diritti dei musicisti, si parlerà della critica musicale, se c'è, se non c'è, si parlerà di come si costruisce una canzone, ci saranno dei seminari importanti come quello di Elena Ledda sulla vocalità mediterranea o di D'Alessandro sull'organetto, sull'armonica diatonica, come diciamo noi qua in Friuli. Per chiudere tutto, il 23 alle ore 20:30, dalle ore 20:30, quindi per tutta la nottata praticamente, e ci sarà il vincitore del premio Cesa, il gruppo Cui Acoustiche presenterà il suo nuovo disco prodotto dall'etichetta Folkest Dischi e il premio alla carriera a Enzo Avitabile, che ovviamente farà alcuni brani del suo straordinario repertorio. Ecco, questa abbiamo detto è la 43esima edizione, noi qui siamo circondati da foto che hanno fatto la storia di Folkest, ci sono dei nomi incredibili portati qui, portati a Spilimbergo, in realtà portati non solo in Friuli Venezia Giulia, portati anche nel resto d'Italia, anche nei paesi stranieri confinanti, 43 anni. Sì, questa mostra si chiama 40 anni di Folkest perché l'avevamo progettata
2 anni fa, e poi si è rimasti fermi, e adesso finalmente in collaborazione con il CRAF siamo riusciti a metterla in piedi, e questa mostra è straordinaria perché documenta una serie di scatti fatti da alcuni grandi fotografi, da Gianni Cesare Borghesan a Guido Arari, Pia Neuschwander, Giancarlo Pettarini, in bianco e nero. Quindi sono scattati in pellicola e stampate. Queste sono le stampe originali degli anni 90, proprio così come sono state stampate allora, e l'inquadratura scelta il taglio anche, no? Perché una volta si tagliava la foto, non si tagliava il JPEG, no? e quindi questo è quanto i fotografi ci avevano regalato in quegli anni. Abbiamo voluto documentare questo bianco e nero che aggiunge un grande fascino, io credo, alla foto del concerto, molto più del colore. Benissimo, ringraziamo Del Favero per averci anche ospitato all'interno del Teatro Cinema Mi8 e restituisco la linea allo studio. Grazie Marco e grazie anche a Fabio Di Bernardo per questa interessante testimonianza. Noi ci lasciamo un attimo per la pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. Ed eccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Andiamo ancora in diretta, ci spostiamo però verso la Carnia, precisamente a Tolmezzo, dove c'è la nostra Paola Treppo che ci racconta cosa è andata a fare lì e precisamente dov'è. Paola, ci sei? Sì, Monica, eccoci, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nell'ex canile comprensoriale di Tolmezzo, che adesso è il canile della UTI Comunità della Montagna. Ha cambiato diverse diciture, ma la sua funzione negli anni è stata sempre quella di accogliere i cani abbandonati, di curare gli animali, i cani abbandonati sempre, oppure i cani cosiddetti morsicatori, quelli che sono aggressivi. Però da 2 anni e mezzo qui c'è anche un gattile, una struttura particolare dedicata ai felini, ai piccoli felini. Li vedete, qui ne abbiamo a un gruppo che è stato abbandonato, e siamo con Carlo Sanna, che è il responsabile del gattile e anche del canile, per spiegarci esattamente qual è la struttura del gattile, perché non tutti la conoscono e magari fraintendono. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la struttura del gattile è una struttura sanitaria nella quale vengono messi gatti che vengono recuperati per patologie varie, per investimenti, avvelenamenti, dove li recuperiamo, li curiamo e una volta che stanno bene vengono rimessi sul territorio, o se si riesce a trovare una famiglia gli troviamo casa. Ecco, quante volte si riesce a trovare la famiglia per un animale investito sulla strada, curato, già adulto? Quest'anno diciamo che è andata molto bene e abbiamo trovato casa almeno un centinaio di gatti, per cui insomma dei bei numeri, ecco. Ecco, c'è una grande sensibilità nei confronti degli animali. Ecco, vediamo questi gattini che sono in un box proprio realizzato per loro, con le piccole unghiette stanno cercando di arrampicarsi e venire nella nostra direzione. Dove sono stati trovati? Questi sono stati trovati in un paesino qua vicino, erano stati abbandonati dentro un secchio in un momento in cui stava piovendo, per cui presumibilmente avrebbero fatto una brutta fine. Avevano solo una settimana quando sono stati trovati? Sì, assolutamente. Li abbiamo recuperati, abbiamo iniziato ad allattarli perché non erano autosufficienti. Adesso stanno iniziando a mangiare da soli, a espletare tutte le funzioni corporee in maniera autonoma, e quindi siamo già un pochino più avanti. Adesso li terremo con noi fino ai 2 mesi e mezzo. Che adesso hanno un mese, questi micetti che vediamo. Sì, un mese, una settimana più o meno. Dopodiché verranno dati in adozione e speriamo di trovare delle famiglie super. Ecco, sono gattini neri, ce n'è uno grigio un po' più nascosto. Ecco, vengono vaccinati. Come funziona l'adozione? Bisogna dare delle garanzie, poi viene occupate, seguite anche le persone che hanno fatto l'adozione? Assolutamente sì, vengono fatte tutte le profilassi sanitarie,
vengono seguiti sanitariamente sia dall'azienda sanitaria che da un veterinario convenzionato libero professionista, vengono dati in adozione a seguito di una conoscenza della famiglia adottante o futura adottante. Non diamo nessun animale in adozione così solo perché uno lo vuole, gli piace, mi interessa, devo fare il regalo. Dopodiché a tutti viene messo un microchip per un'identificazione corretta e viene fatta un'adozione registrata nella banca dati regionale per una tracciabilità ed eventuali futuri controlli. Ecco, quindi è una adozione fatta nel pieno rispetto degli animali e nel pieno rispetto delle regole. C'è anche un'altra stanza dove invece sono, diciamo così, ospiti altri gatti, ne abbiamo visti alcuni, prima non ci spostiamo adesso per non disturbarli, alcuni hanno delle problematiche importanti, altri si sono ripresi. Sì, assolutamente, come dicevo, li recuperiamo, li curiamo laddove è possibile, perché purtroppo a volte li troviamo in condizioni non belle, vengono curati e vengono rimessi sul territorio. Adesso oltretutto dovremmo iniziare con dei lavori per creare un'oasi all'interno del canile, per cui laddove ci siano dei gatti per i quali non è possibile trovare una famiglia adottante, verranno messi dentro l'oasi, per cui con degli spazi esterni, delle possibilità di movimento molto più ampi e delle vite quasi naturali, ecco. Ecco, quindi un lavoro importante, quello che viene fatto qui al Gattile e Canile di Tolmezzo, che è un punto di riferimento per molti paesi della Carnia. Ecco, è appena arrivato tra l'altro un volontario con un trasportino al quale abbiamo intravisto un altro micetto nero che è stato appena recuperato. Adesso cercheremo anche di capire che storia ha. Ecco, quanti gatti normalmente gestite in un anno, indicativamente? Oddio, in un anno sicuramente qualche centinaio, ma perché stiamo facendo anche il censimento di tutte le colonie feline dei 43 comuni che serviamo e quindi capite che i numeri sono veramente importanti. Quante colonie feline ci sono, per quanto potete sapere fino adesso a seguito del censimento? Al momento siamo intorno alle 200 colonie. In tutta la Carnia? Sì, Carnia, Tarvisiano e arriviamo giù fino ad Artegna. Quindi fino ad Artegna, un territorio estremamente vasto e c'è anche insomma una sensibilità rispetto alle colonie. Il problema, si parlava prima, negli anni non sono diventati più i cani, verso i quali c'è una sensibilità evidentemente diversa, ma l'abbandono dei gatti diventa una sorta di emergenza. Sì, certamente, con i cani grosse difficoltà del passato, diciamo, non ce ne sono più, non c'è più l'abbandono, non c'è più il randagismo, anche perché oramai sono 30 anni che è stato istituito l'obbligo del microchip e questo ha permesso di gestire tutto in maniera molto più accurata. Con i gatti i problemi sono un pochino più importanti perché ci sono dei numeri veramente alti, stiamo parlando di un po' di migliaia di gatti. E allora ringraziamo Carlo Sanna, responsabile del canile e gattile di Tolmezzo, ringraziamo anche i volontari che lavorano all'interno di questa struttura per il benessere degli animali. Monica, qui da Tolmezzo, ti restituisco la linea. A voi la linea. Grazie Paola, davvero bellissimi anche i gattini. Procede a gonfie vele il turismo a Cividale che registra un importante incremento di visitatori. Sono molte le iniziative proposte dalla cittadina che si prepara ad un weekend ricco di appuntamenti. Sentiamoli. Nonostante il caldo di questi giorni, Cividale si rivela essere una delle mete più gettonate dai turisti. Già omaggiata della bandiera arancione, la città ducale prova ancora una volta la sua versatilità. Sono molte infatti le iniziative che continuano ad animare la città e altrettante sono in programma. Provvedimenti tempestivi quelli adottati dall'ufficio turistico per rispettare tutte le norme anticontagio. Mostre in plein air e visite all'aria aperta si stanno rivelando una scelta vincente. Una crescita positiva dell'afflusso dei turisti fa segnare anche un incremento importante per le vendite degli esercenti locali, che si dicono soddisfatti di come stiano andando queste ultime settimane estive. Molto soddisfatta anche l'amministrazione locale, che ha prolungato le mostre del centro città.
Cividale del Friuli e le sue offerte culturali in questo momento davvero stanno vivendo un momento all'apice proprio come ingressi turistici. Dall'inizio del mese di luglio infatti stiamo registrando un'ascesa che ogni giorno porta file di turisti che arrivano dalla piazza Paolo Diacono e desiderano appunto visionare questa splendida mostra del maestro Alessandro Romano, Incantamento. Ma le offerte dell'assessorato alla cultura riguardano anche poi il monastero di Santa Maria in Valle, dove attualmente è visitabile la mostra dell'arte sacra, la Via Dolorosa. Un'altra novità riguarda il Palazzo De Nordis con la collezione d'arte moderna e contemporanea della famiglia De Martis. Ebbene, per tutto il mese di settembre sarà possibile prenotare una visita guidata con 2 professioniste che siamo onorati di ospitare nella nostra città, che è una città d'arte e che sta vivendo un momento di ascesa turistica che ci riempie di gioia e che dà nuova linfa a tutto il comparto commerciale, esercenti e attività che stanno lavorando davvero bene. E questo per noi è davvero un risultato che speriamo di continuare a vivere anche nei mesi a venire. Molti però gli eventi ancora in programma. Venerdì, infatti, si aprirà simbolicamente il tradizionale Palio di San Donato, con un'edizione che guarda già quella del 2022. Un importante finanziamento da 100.000 euro è stato assegnato dalla Regione a un progetto della Group Artistic Furlan in sinergia con l'amministrazione comunale di Valvasone Arzene per realizzare un percorso di scoperta della storia del Friuli attraverso le vicende della famiglia dei Conti di Valvasone che si svilupperà all'interno del castello e in altri siti del Friuli Venezia Giulia. Ce ne parla il sindaco Marcus Maurmair. Vediamo. Un preziosissimo contributo è stato riconosciuto in queste ore all'amministrazione comunale di Valvasone Arzene per tramite dell'associazione Gruppo Artisti Furlan. Un contributo che ci permetterà di creare un nuovo percorso di scoperta della storia del Friuli all'interno del castello di Valvasone. Sarà questa un'occasione per noi per valorizzare, per far conoscere la bellezza di questo luogo con il suo teatrino settecentesco piuttosto che gli affreschi trecenteschi che sono al suo interno. Allo stesso tempo, attraverso quelle che sono le vicende che hanno toccato dal vivo una famiglia, i Conti di Valvasone, che per 8 secoli hanno vissuto qui nel nostro Friuli, racconteremo proprio le vicende più importanti del nostro territorio, a partire da quella che è stata l'epopea della patria del Friuli, del patriarcato, per poi passare ai periodi più difficili, quelli del rapporto con la Serenissima, con Venezia, per poi ricordarci del passaggio dei turchi, piuttosto che magari l'avvento di Napoleone, con poi l'ingresso all'interno del Regno d'Italia, tutte quelle che sono insomma vicende che hanno fatto la grande storia anche in un piccolo borgo come può essere Valvasone. Ora proprio questo finanziamento ci permetterà, con un incarico dato a degli attori professionisti, di poter passare di stanza in stanza come in una macchina del tempo ed entrare a conoscenza dei fatti principali che hanno riguardato la Valvasone d'un tempo e quella d'oggi. E poi questo spettacolo diventerà una pièce teatrale che sarà riproposta anche all'esterno in contesti molto particolari, come potrebbe essere il castello di Pinzano piuttosto che magari il castello di Toppo e ancora, perché no, nella piazza del municipio a Sesto Reghena. E insomma sarà un'occasione di fare cultura, di poter poi rimettere in moto l'economia, perché il bando prevedeva anche l'incarico a persone che del mondo della cultura ne vivono, e quindi diamo anche una mano in questo senso. È un grande progetto che ci auguriamo poi rimarrà a vantaggio di tutti i visitatori del Castello di Valvasone, perché saranno anche fatte delle riprese con una realtà aumentata che rimarrà nel tempo per scoprire uno dei borghi più belli d'Italia e il suo patrimonio artistico e architettonico, qual è appunto il Castello di Valvasone. E per voi la linea è tutto, grazie di essere stati con noi, buon pomeriggio.